Terza giornata del campionato Berretti, il Padova torna alla Piani per affrontare l'Alma Juventus Fano con l'obiettivo di trovare i primi punti stagionali. In via Carducci si affrontano due squadre che nelle prime due giornate hanno perso entrambe le partite. Vedremo chi riuscirà a scollarsi di dosso l'ultimo posto in classifica. Il Padova parte meglio con Nagy che con il destro colpisce solo l'esterno della rete. 17° minuto, ancora Padova, calcio di punizione, il colpo di testa di Pertile finisce fuori. Alla mezz'ora però c'è l'occasionissima per il Fano. Con questo calcio di punizione la sfera arriva a Camillani che però calcia incredibilmente alto da 3 metri. Scampato il pericolo, il Padova continua a macinare gioco. È al 33° minuto, guardate che azione che si inventa. Giulio Marian scarta due avversari, entra in area con il destro, beffa così il portiere portando in vantaggio il Padova. E la cosa più incredibile è che Marian ha ripetuto un gol identico a quello segnato sulla stessa fascia l'anno scorso contro il Feralpi Salò, quindi protagonista ancora il terzino biancoscudato. Il Padova che trovato il vantaggio riesce anche a giocare molto bene, a costruire tantissime azioni da gol come questa con Nagy che entra in area ma si fa stoppare dal portiere. Si arriva al 43° minuto del primo tempo, il pallone arriva a Telesi che è molto bravo con il destro a trovare così il raddoppio biancoscudato. Il numero 11 biancoscudato vede il portiere che non copre benissimo il primo palo e lo beffa così. Un Padova che piace molto, chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 e nella ripresa cerca di sfruttare i grandi spazi che lascia l'Alma Juventus Fano, tutta proiettata in avanti per cercare il 2-1. Qua non ne approfitta Gasci che calcia sul portiere, poi ancora Gasci che interviene in questo modo sul calcio d'angolo e scheggia il palo. Padova che in 13 minuti colleziona 3 azioni da gol, qua con il calcio di punizione di Cajari respinto dal portiere. Siamo al quarto d'ora e c'è questa bellissima azione di contropiede con Nagy che lancia a Gasci solo davanti al portiere, lo beffa con questo esterno. Il Padova trova anche il tris. Rivediamo il gol di Gasci e il Padova che chiude praticamente la pratica dopo un'ora di gioco contro l'Alma Juventus Fano. Marchigiani che non si arrendono, cercano quantomeno il gol della bandiera. Qua con un batti e ribatti la palla termina addirittura sul palo. Si salva il Padova che poi rischia anche di segnare il quarto gol con Telesi che viene stoppato dall'uscita del portiere. Poi quando siamo quasi nei minuti di recupero del secondo tempo, l'Alma Juventus Fano trova il 3-1 con Mezzotero che batte così il portiere. Il Padova però non si fa più distrarre, vince 3-1 la sua prima gara di questo campionato Berretti. Primi 3 punti per la formazione di Matteo Barella che la settimana prossima farà visita all'Ancona.